piatto di oggi è con pesce spada e melanzane. I grassi poliinsatori hanno notevole funzione sullo sviluppo o quantomeno sull'ottimale sviluppo delle cellule cerebrali e delle cellule della retina, che non sono assolutamente prodotte nel feto, per esempio, o nel bambino appena nato. Ebbene, l'assunzione di omega 3, quindi di pesce, soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza e nei primi mesi dell'allattamento, hanno un notevole beneficio nello sviluppo normale non solo delle cellule cerebrali, ma anche delle cellule retiniche. La melanzana già l'abbiamo pulita, sciacquata sotto l'acqua. Andremo a fare dei bastoncini sottili. Togliamo la parte interna, aggiungiamo l'olio. Intanto puliamo il nostro tocco di pesce spada. Deve essere una frittura leggera leggera, perché non è la solita melanzana fritta. La pentola bolle. Carne rosa. Nel frattempo l'acqua sta bollendo, assorbente. Noi metteremo della menta nell'acqua. Ci siamo? Perfetto. A questo punto aggiungiamo l'aglio, lasciamo insaporire, saliamo l'acqua della pasta e mettiamo i nostri tocchetti di pesce spada. Acqua di cottura alla menta. Quindi caliamo la pasta. Siamo pronti per trasferire la pasta nella padella. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Ci siamo quasi, il condimento è quasi pronto. Spegniamo sul fuoco. Primo passaggio di ricotta salata. Siamo pronti per l'impiattamento. Un altro passaggio con la ricotta salata, come se piovesse. E infine le nostre melanzane fritte.
Il piatto è pronto, buon appetito!